sono di Venezia Civiltà Anfibia. Voglio chiedere ai consiglieri, il PAT è un programma sul quale si costruisce lo sviluppo dei cittadini e dei residenti. Perché in questo PAT non si considera la specificità delle 3 aree diverse sulle quali si va a imporre un modello unico, omogeneo, infrastrutturale, con tempi e velocità omogenee, prescindendo dal fatto che c'è una realtà anfibia, diciamo lagunare, che è di 100.000 abitanti, perché sono 60.000 delle isole, 90.000, un po' più di 30.000 nelle isole periferiche. Abbiamo una fascia che è una fascia umida della conterminazione, che è il polmone verde di Mestre, e la faccio sulla laguna di Mestre, e la fascia poi di terraferma, che è quella mestrina vera e propria. Ora, io chiedo perché un piano di sviluppo prescinde da quelle che sono delle specificità sulle quali si sono costruite delle specificità anche culturali di alcune comunità che sono limitrofe, che non sono ovviamente incompatibili, che si integrano, ma per integrarsi lo sviluppo deve essere, non può prescindere da questo. Faccio solo una richiesta. Si parla di PAT che progetta lo sviluppo senza consumo di suolo. Io vorrei che si considerasse, e ve lo chiedo se lo considerate, non tanto il consumo ma la sottrazione di suolo, proprio in base a questo concetto di 3 diverse realtà fisiche. A Venezia insulare noi avevamo dei polmoni verdi che erano Le Grazie, Sacca Sesto, l'Ospedale al Mare, Sant'Alvise, Poveglia. Erano dei polmoni pubblici di verde che era in funzione di ospedali pubblici. Questi sono stati liquidati. Non ci diranno che ci danno il bosco a Carpenedo? Grazie. Una domanda di metodo che faccio ai consiglieri e che faccio all'assessore, visto che è arrivato. Sono della rete Oltrecambieristi e partecipo con altre associazioni al coordinamento Io Decido, e vorrei chiedere sui processi di partecipazione, se si decide, se l'amministrazione comunale ha la volontà di organizzarli seriamente, esistono dei metodi, delle procedure, dei tempi per farli. Noi chiediamo in generale che sul PAT, senza che adesso io risponda alle domande perché non è il mio compito, io non sono consigliere, chiedo semplicemente che si avvii un processo di questo tipo. Per fare un esempio più preciso, noi abbiamo preso uno dei temi di discussione, che è quello della mobilità, cioè di come ci si sposta in queste città, nelle aree intorno, nelle aree metropolitane. Giovedì prossimo, alle 14, alle 17:30, al Teatro dei Frari, terremo un'altra delle nostre assemblee, e con 4 interventi, con gli interventi del pubblico, che come metodo saranno molto piccoli come questo, 3 minuti al massimo, per fare un censimento delle domande che la gente si fa sulla mobilità, avendo sentito alcune relazioni con delle opportunità, delle possibilità, e chiederemo alla fine di questa assemblea, metteremo in piedi una proposta di processo partecipativo per l'amministrazione comunale sulla questione della mobilità e quindi sulla comunale. Credo che lo stesso metodo potrebbe essere adottato sulle altre questioni in generale sul PAT. Chiedo comunque ai consiglieri comunali, all'assessore che è qui presente, se è disponibile a interloquire con questa cosa che viene da un gruppo di associazioni e che, come si vedrà giovedì, verrà da un numero, spero, ampio di cittadini. Grazie. Io non faccio domande e non intervengo neanche sulle questioni specifiche, nel senso che come Sinistra Ecologia e Libertà abbiamo già prodotto un documento in 5 punti che sono le nostre osservazioni più rilevanti rispetto alla questione del PAT, cioè no comunque a un aumento indiscriminato di cubatura su Tessera, no alla TAV, con quell'ipotesi all'aeroporto, la rilevanza della centralità di Porto Marghera, di una mobilità pubblica, e questo significa anche la coerenza delle scelte che si fanno in questo ambito. È stato qui ricordato la questione evidentemente legata al termine dei pili e alla questione dei garage a Piazzale Verona e alla Marittima. Io mi limito semplicemente a fare un'osservazione invece diversa, che è questa. Il PAT deve essere la rappresentazione di uno sviluppo della città, di un disegno della città.
Ebbene, noi vorremmo capire, lo dico come cittadini, vorremmo capire innanzitutto come si compongono gli interessi e come questi poi vengono metabolizzati in un processo di disegno di città. Abbiamo la sensazione, abbiamo politicamente come partito la sensazione che ci sia stata una semplice collazione di interessi preesistenti e questi si esplicitano in alcune scelte infrastrutturali. L'ipotesi, è stato qui già ricordato, l'ipotesi è che l'infrastrutturazione come attrattore dello sviluppo della città. Io ho la sensazione che questa infrastrutturazione sia sostanzialmente però dare in mano, negli squilibri oggi esistenti di finanza pubblica rispetto al privato, di dare in mano alla finanza privata i destini della città. E questa, francamente, la considero la maggiore fragilità del processo di sviluppo. Noi stiamo immaginando una città tutta basata sull'infrastrutturazione attorno al quale, qui è stato ricordato il problema della vivibilità, della qualità, della residenza, diventano subordinate, come se con la bacchetta magica ne venissero inevitabilmente espresse. Io penso che questo patto dovrebbe esplicitare delle priorità sulle questioni rilevanti, la qualità della vita prima dello sviluppo, e delle priorità anche dal punto di vista dei centri della città. Non è vero che è possibile Tessera e anche Marghera. Sappiamo che se c'è un investitore privato non ha dubbi, sceglierà Tessera e non sceglierà le aree inquinate di Porto Marghera. Questo è fare politica e fare scelte di un'amministrazione pubblica. Una prima domanda è: qual è il rapporto tra il PAT che abbiamo sotto gli occhi e il PAT arrivato alla soglia dell'approvazione nell'amministrazione precedente, che poi è stato fermato? È la continuazione di quello o è un nuovo PAT? E se è un nuovo PAT, quello che abbiamo sotto le mani è un documento preliminare di PAT che ha bisogno di essere sottoposto a una fase di scoping alla VAS, a una approvazione da parte della autorità competente per la VAS della regione per andare avanti? Sì o no? È un primo passo o è qualcosa di quasi definitivo? Quanto è modificabile? A me sembra che questo sia molto importante per capire l'atteggiamento che dovremmo avere rispetto a questo patto. Poi vorrei dire qualcosa sul dimensionamento del piano. Avendo letto anche quello precedente, c'è una bella introduzione al patto precedente dell'allora assessore urbanistica che fa una disamina del piano regolatore vigente e del dimensionamento del piano regolatore vigente, e da questa disamina trae l'indicazione che quel piano vigente è totalmente sovradimensionato, ha un dimensionamento di 45.000 abitanti possibili e lui ne trae l'idea che sono troppi. Allora la domanda che vorrei fare all'assessore oggi all'urbanistica è: siccome il piano regolatore vigente diventa piano degli interventi immediatamente dopo l'approvazione di questo patto, dobbiamo pensare che quei 45.000 che stavano nel piano attuale più i 45.000 di carico insediativo previsti dal PAT che stiamo esaminando si sommano, fanno 90.000. 90.000 mi sembra un dimensionamento un po' sovradimensionato al quadrato e forse molto problematico dal punto di vista di uno sviluppo senza consumo di suolo. Dal punto di vista dello sviluppo senza consumo di suolo, io vorrei che questo PAT ci dicesse esattamente cosa vuol dire tutta questa volumetria, carico insediativo residenziale, carico insediativo di attività produttive, di attività turistiche, di attività commerciali senza consumo di suolo. Mi sarei aspettato che dentro questo PAT ci fossero nelle norme una serie di condizioni stringenti, di normative prescrittive che dicono che questa volumetria deve atterrare su aree che non configurino consumo di suolo, che vuol dire aree già da ristrutturare, aree già. Ultima cosa che vorrei dire è che qualunque sia l'oggetto che stiamo guardando, sia un documento preliminare o un vero PAT, la VAS che lo accompagna è indecorosa. Allora, buongiorno.
buonasera a tutti. Farò un intervento un po' anomalo, parlo di due settori che non vengono spesso toccati nelle assemblee pubbliche e molti di questi operatori, alberghieri e commerciali direzionali, si lamentano perché dicono che l'amministrazione considera come opinion maker soltanto un gruppetto di immobiliaristi, eccetera, eccetera, gli appellativi non li nomino. Allora, Alberghiero, il presidente dell'AVA Bonaccini chiede un freno alle licenze edilizie, pena l'abbassamento degli standard di qualità degli alberghi, sostituzione di professionalità con interinali, quindi lavoro precario. Una cinquantina di alberghi in città sono in vendita. Negli ultimi 10 anni si è passati da 22 a 37.000 posti letto, solo l'Alberghiero è da 13 a 26.000. Attualmente abbiamo altri progetti in arrivo che sono già diciamo ormai consolidati, sono al Querini Dubois, Palazzo Correr, scusate, Baptisti, San Cassiano, poi Marittima, eccetera, eccetera. Nel PAT si prevede per i prossimi 10 anni una superficie nuova di turistico di 550.000 metri quadri, di cui 110.000 solo a Tessera. Oltre a tutto questo, dobbiamo considerare la nuova variante del PRG che ha modificato le norme tecniche, che dice l'industriale e l'artigianale esistente nella terraferma puoi trasformarlo in alberghi. Questa è la nuova variante di modifica delle norme tecniche che è stata votata un mese fa, in totale illusione alle prescrizioni del PAT. E quindi troveremo una quarantina di alberghi come funghi in tutta la terraferma. Commerciali direzionali. Allora, la città è assediata, soprattutto quelle di terraferma, come potete capire, dai centri commerciali che hanno sostituito la cinta difensiva dei forti. Abbiamo Auchan, Carrefour, Panorama, il Polo, a cui si aggiungeranno l'ex Boss nell'area di via Fratelli Bandiera Marghera, il Blo a Cae Vigliani, sempre a Marghera, e poi tutti quelli fuori città che comunque incidono non ve li cito. Un sondaggio dell'anno scorso a Mestre fatto tra 1000 commercianti ha rivelato che tutti erano favorevoli per una moratoria di almeno 5-10 anni sulla grande distribuzione. Dal 2001 al 2009 si sono persi in Veneto 131.000 posti di lavoro nel settore commerciale. Uno studio della CGA di Bortolussi, quindi fonte attendibile, speriamo, dice che ad ogni nuovo lavoratore della GDO, grande distribuzione, corrispondono 6 licenziati della piccola distribuzione. Nel PAT, chiudo, si prevede per i prossimi 10 anni una SP di commerciali e uffici pari a 3.534.000 metri quadri, di cui 1.800.000 solo a Porto Marghera. L'assessore Micelli, in un convegno recente organizzato da una forza di maggioranza, ha detto esplicitamente: farò mia la battaglia contro il cemento inutile. Mi chiedo, si riferiva a tutto questo cemento che vi ho citato? Grazie.